Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG, tutte le notizie, i servizi, i collegamenti in diretta dalle nostre province. Andiamo subito a Padova, dove ieri sera si sono radunati i multati da Autovelox, tutti coloro che hanno preso le multe a Cadoneghe, 24.000 multe in un paio di mesi, una protesta davanti alla prefettura, la rabbia dei multati. Vediamo il servizio di Francesco Rattai. Quante multe ha preso? 21 multe, e probabilmente ne arriveranno delle altre nei prossimi giorni, adesso non lo so ancora. So sicuro che ho pagato fino adesso 11 multe per l'importo di 1.100 euro e le prossime 10 che ho da pagare sono altri 1.100 euro. E sono 26 anni che percorro per quella strada per andare al lavoro e non ho mai avuto un incidente, mai fatto un'infrazione. Sono 32 anni che ho la patente e non ho mai avuto multe da questo punto di vista per eccesso di velocità. Io ne ho prese 6 per il momento e le ho presi in motorino e in scooter. Non la faccio mai quella strada perché lavoro a Pontevivo d'Arzare. Dovevo comprare uno scooter nuovo, sono andato alla Honda, l'ho fatta per 5 giorni, avanti indietro, ho preso 6 multe e penso altre 4 in arrivo, che è 460 euro meno 6 punti della patente. E le ho prese col motorino vecchio e anche con quello nuovo, che ero così contento quel giorno che tornavo. Adesso quanti punti ha? Beh, allora io ancora adesso ne ho 30, però 3 multe mi sono arrivate, le ho pagate 2 settimane fa e sono 3 punti a multa, sono 9, devono ancora togliermeli, ma li tolgono tra poco. Le altre 13 multe sono comune a Cadoneghe. Fai conto, se 3 per 16 sono 48 punti, è più di una patente e mezza. Io mi chiedo come faccio, io prendo un po' più di 1.000 euro, lavoro su una cooperativa sociale, non è che sono ingegnere. Adesso non so come fare, speriamo che le cose almeno ci vengano incontro con qualcosa, almeno i punti della patente per andare a lavoro. Per poco ne avrò prese perché ho guardato sul portale, ne avrò prese circa 15-20 al momento. Tutte di che dimensioni? Allora ne ho da 190, 138, 60 e 40. Quindi possiamo stimare almeno 4.000 euro? Ma probabilmente un po' meno, però, perché poi spero non siano tutte altissime. Beh, voi la considerate un'ingiustizia? Certo che sì. Un casco pieno di multe? Non dico niente perché se parlo rischio, non voglio parlare perché di sicuro vengo denunciato per istigazione a delinquere, terrorismo e robe gravi. Le chiedo solo una cosa, quante ne ha prese? Sono arrivato a 8, però sono fermo al 7 luglio. Io ho lavorato fino al 27 prima di andare in ferie, per cui l'ultima che mi è arrivata è arrivata il 7 luglio e penso che me ne arrivino 1 o 2 al giorno per i prossimi giorni. E erano decine ieri sera i multati davanti alla prefettura di Padova, tra questi anche un medico di base che dice: sono stato multato, mi è stata tolta la patente, non posso andare ad aprire l'ambulatorio, come farò? E tante storie di questo genere da persone che aspettano una risposta dal sindaco Marco Schiesaro il 21 agosto. Vediamo. Io quella strada la faccio tutti i giorni, 2 volte al giorno. Premetto che prima sono stata medico di base, guardia medica a Campo San Piero, quindi per me sono 12 anni che faccio quella strada. Andata e ritorno, mai preso una multa. Da praticamente primi di agosto sono cominciati a fioccare queste multe e ad ora sono 9. Antonella Bordin vive a Padova, ma il suo ambulatorio di medico di base è a Tre Baseleghe. La preoccupazione è grande per i suoi assistiti, ma anche per tutti i multati come lei, che come velocità massima ha toccato i 61 all'ora, racconta. Ora, se mi decurtano oltre tot punti di patente e mi ritirano la patente, per me significa non poter più assistere 1500 pazienti a Tre Baseleghe, perché io ho bisogno dell'auto per andare a trovare i miei pazienti allettati, non è che posso andare in bicicletta. Quindi io spero in un atto di non dico di clemenza, ma di umiltà da parte del sindaco di Cadoneghe, rendersi conto che forse c'è stata una mala informazione, che forse un passo indietro farebbe bene a lui e a tanti altri cittadini che in questo momento si trovano in gravi difficoltà economiche, ma non dimentichiamo anche a livello psicologico.
psicologico, perché non siamo criminali e siamo stati trattati come tali. Davanti a Palazzo Santo Stefano a Padova la protesta è composta, civile. Il prefetto, che il 16 agosto ha ricevuto un dettagliato esposto anche dai 5 consiglieri di minoranza di Cadoneghe, aveva già annunciato che non avrebbe potuto ricevere i multati. Ci sono indagini in corso, conosce il problema. Loro adesso attendono lunedì. Il 21 è una data che il sindaco ci ha dato come termine per poter darci delle informazioni, quindi non credo che il 21 noi saremo convocati. Il 21 ci chiameranno, così ci è stato detto dal sindaco, e ci verranno e ci diranno che cosa hanno pensato di fare per risolvere questo problema. Loro sono qui, ma i coinvolti sono 34.000. Noi chiediamo, lo ripetiamo, noi chiediamo l'annullamento d'ufficio di tutte le sanzioni e delle notifiche in corso di recapito. Quindi noi chiediamo che venga azzerato tutto. Chiaro che quelli che hanno già pagato, e sono quelli dell'inizio, perché un po' sprovvisti eravamo tutti, ecco, ci hanno detto già che chi ha pagato non può chiedere il rimborso. Quello ormai, va bene, non importa, quello è andato. Ma tutto quello che sta venendo avanti e che le persone hanno in mano, questo deve essere annullato d'ufficio, che trovino un accordo tra sindaco e prefetto, sono le massime autorità, se serve andiamo più in alto, no, andiamo anche più in alto, Ministero delle Infrastrutture che abbiamo interpellato, ma ad oggi non ha ancora risposto nessuno. Ma noi confidiamo, perché guardi, abbiamo anche un quadrifoglio e questo porterà fortuna, quindi speriamo del 20 di avere qualche notizia. E ci sono i semafori anti-smartphone anche a Padova, prima in Veneto, come già sperimentalmente in altre realtà italiane. Nella Città del Santo, in Prato della Valle, sono stati installati 2 apparecchi capaci di proteggere il pedone che rischia di essere investito perché distratto dallo smartphone, attraversa le strisce con il rosso. Partendo dalla constatazione che molte persone camminano guardando il telefonino, il semaforo pedonale aggiunge alle 3 tradizionali icone verde, gialla e rossa dell'omino stilizzato la proiezione a terra sull'asfalto in corrispondenza della prima riga zebrata di una intensa striscia di luce rossa, luce che scompare quando il semaforo è verde e l'attraversamento è consentito. Gli impianti sono stati forniti gratuitamente dall'amministrazione, dalla ditta che fornisce tutti i semafori in città. Quello di Prato della Valle, davanti all'ex foro Boario, collegato ad un grande parcheggio, è utilizzato non solo dai padovani ma anche da moltissimi turisti. E infatti, insomma, noi vediamo tanta gente che cammina così davanti alle strisce e spesso poi finisce travolta da un'auto perché passa col rosso. Succede anche questo. Stanno arrivando i primi migranti nella scuola media a Falconetto di Padova. Tra poco ci collegheremo con Chiara Gaiani per avere un aggiornamento. E intanto vediamo le voci del quartiere della scuola media, alcuni favorevoli, altri rassegnati, altri arrabbiati. Vediamo. La palestra della scuola media Falconetto nel quartiere Forcellini ospiterà temporaneamente alcuni dei richiedenti asilo. Abbiamo chiesto ai residenti del quartiere cosa ne pensino di questa iniziativa. Almeno no, sono d'accordo. Sì, perché dopo ti sai cosa può succedere, è vero? Non lo sapevamo, non c'era stato detto, non eravamo a conoscenza di questa cosa qui. E cosa ne pensate? In realtà non la trovo una cosa negativa né per il quartiere né per Padova in generale. Ma per me non c'è nessun problema, no? Non saprei cosa dire. Sono qua uno studente, quindi per me mi sembra giusto, non so. Sì, 30 è un bel numero per questo quartiere. Se hanno deciso così, il sindaco è un buon sindaco. Spero che abbia fatto bene le sue valutazioni su questo territorio qua, che è abbastanza tranquillo, o che non ci siano problemi, magari come da altre parti di Padova, capito? Devono comportarsi bene, devono trovare un lavoro, cioè questo è. No, non ci va bene più che altro, non è che ci preoccupa, non ci va bene, al manco io non... Perché non si sa dove, quando comincia, non si saprà neanche quando finisce. Poi verrà fuori l'imposizione, Dio sa di qua il governo dei macacchi. Che se sono controllati magari possiamo anche accettarli, se ci sono delle persone che controllano
queste persone che non facciano appunto del male, che non peggiorino le cose. Io sono anche d'accordo per quello, perché però l'importante è che ci sia un controllo, insomma. Restiamo a Padova perché stanno arrivando i primi migranti alla scuola Falconetto. Ci colleghiamo con Chiara Gaiani per avere le ultime notizie. A te Chiara. Sono ibridata, ma non... Fatti dare via. Direttore, buongiorno, siamo proprio davanti alla scuola media Falconetto con il collega Federico Cibotto. Ecco, siamo in attesa dell'arrivo del primo gruppo di migranti, 30 giovani uomini. Questo ci è stato detto dai responsabili della cooperativa che sono usciti una decina di minuti fa dalla scuola che è stata allestita, dove è stato preparato tutto per l'ospitalità di queste 30 persone, e pregandoci, una volta arrivato il pullman, di non indugiare sui loro volti, di rispettare la loro privacy. Questo ci è stato chiesto. All'interno ci sono gli operatori della cooperativa che si occuperà del Consorzio Veneto Insieme, che si occuperà dell'accoglienza qui. Ci sono anche gli operatori della Croce Rossa, a cui è stato chiesto un sostegno per quanto riguarda la distribuzione dei pasti, ma anche per quanto riguarda la vigilanza sanitaria. Ecco, su questo vorrei darti un'importante informazione che abbiamo appena raccolto, direttore, ovvero il responsabile della Croce Rossa di Padova, Gianpietro Rupolo, ci ha assicurato che questi migranti che arrivano dall'hotspot di Lampedusa sono tutti stati già valutati dagli operatori della Croce Rossa italiana. Ce ne sono anche 2 che arrivano da Padova, che operano all'interno del lab di prima accoglienza, quindi lui si è sentito insomma di dare un messaggio rassicurante alla popolazione, soprattutto per quanto riguarda il fronte delle malattie infettive, che in realtà è quello che più preoccupa le persone. Non ci saranno questa tipologia di problemi. Sarà presente una vigilanza di tipo sanitario all'interno per garantire le emergenze, e ci ha spiegato come a Lampedusa insomma arrivino persone per esempio ustionate dal viaggio, oppure donne in stato di gravidanza. Ci ha raccontato, e questa insomma è sempre una bella notizia, che 3 donne hanno partorito proprio negli ultimissimi giorni nell'hotspot di Lampedusa. L'hai fatto sentire poc'anzi, il quartiere sta attendendo ovviamente con un po' di apprensione l'arrivo dei migranti. Questa è una scuola media. Anche lo stesso assessore all'istruzione del comune di Padova ha chiesto al sindaco Giordani, che ricordiamo è presidente della provincia, che i tempi di permanenza qui, 2-3 settimane, siano rispettati in modo da garantire l'apertura delle scuole, che avverrà il 13 di settembre. Che cosa accadrà qui? Gli operatori della cooperativa ci hanno detto che qui sarà presente sempre una persona. Le brandine che sono state predisposte in modo rapidissimo dagli operatori della Croce Rossa sono 40, altre 35 sono state preparate a Selvazzano Dentro, nella scuola media di Feriole, che sarà diciamo la prossima destinazione per le persone che non potranno essere ospitate qui. Per ora a questo si limita il numero di persone che arriveranno tra Padova e provincia. Noi siamo in attesa. Una mezz'ora fa, quando siamo arrivati qui con il collega Federico Cibotto, ci avevano raccontato che il pullman con i migranti era già partito da Marghera. La distanza è circa mezz'ora. In realtà insomma forse penso davvero che l'attesa dovrebbe essere poca. Abbiamo visto già alcune auto della polizia, e proprio in questo momento non ci sono. In realtà insomma il passaggio è stato abbastanza frequente. Sono presenti anche agenti in borghese qui per rispondere ad una delle domande che è stata fatta. Comunque, da questo che vi facciamo vedere con il collega Federico Cibotto, resta un quartiere residenziale, e quindi le persone insomma hanno chiesto che qui ci sia un controllo. Direttore, non so se sei d'accordo, direi che da Padova per ora ti restituisco la linea, pronta a riprenderla per mandarvi in onda in diretta le immagini dell'arrivo dei migranti. Grazie Chiara, ricollegati appena vedi all'orizzonte il pullman dei migranti, chiedici ovviamente la linea di nuovo. Andiamo avanti sempre su questo dramma per i sindaci, un vero e proprio dramma, perché arrivano
centinaia di persone e i prefetti chiedono che i comuni li accolgano, ma non sanno il più delle volte come farlo. E ieri la reazione durissima del sindaco di Noventa Padovana, Marcello Bano. Non c'è posto in tutti i comuni, non c'è posto anche su Padova, tutti capiscono che quello che sta facendo Giordani è una sciocchezza incredibile, perché non risolvi nessun problema. Uno si rende conto che a 3 settimane dall'apertura delle scuole fare una tendopoli dentro una palestra è una sciocchezza incredibile. Non usa giri di parole Marcello Bano, sindaco di Noventa Padovana, commentando la scelta del sindaco di Padova, Sergio Giordani, di aprire le palestre di 2 scuole. Non ci sono spazi nel nostro comune, quella padovana è una scelta politica, dice. Non penso che sia stato un errore, penso che sia una decisione politica. Quello che continuiamo a dire noi della Lega, che non c'è posto nei comuni, che non c'è posto soprattutto a Padova, questa è la prova provata, e quello che porterà a questo è un enorme disagio per i ragazzi, per tutti i cittadini, ma sono le solite cose, è una posizione politica, perché devono far vedere che sono accoglienti. L'accoglienza diffusa non è la soluzione per il primo cittadino di Noventa, che si dichiara indisponibile ad accogliere sul suo territorio richiedenti asilo. Non esiste al mondo l'accoglienza diffusa. È una sciocchezza incredibile, è una fake news che viene detta ai cittadini per tenerli calmi. Non risolvi nulla, continuano a sbarcare, bisogna bloccare gli sbarchi, bisogna fare i respingimenti. Questo è quello che bisogna fare come governo. E da anima del gruppo Cittadini Non Distratti, con il grido "Attenzione borseggiatori pickpockets", diventato un fenomeno virale su TikTok, a cittadina derubata. È successo ieri pomeriggio a Monica Poli, alla quale un uomo ha strappato il telefono cellulare mentre camminava nella zona del terminal di Piazzale Roma a Venezia. Potrebbe anche trattarsi di un semplice scippo, ma l'ipotesi più inquietante è che si sia trattato di un dispetto, di una ritorsione nei confronti di una persona che ogni giorno combatte per disturbare e segnalare alle forze dell'ordine le bande di ladri che imperversano in città. E Monica Poli era stata ospite di Focus qualche giorno fa, la settimana scorsa, aveva raccontato la sua storia. Questo grido "attenzione pickpocket" è diventato planetario, perché sui social è stato poi ripreso da telegiornali e giornali di tutto il mondo. Sentiamo una parte di quello che ci aveva detto settimana scorsa, vediamo. Siamo nati all'incirca 30 anni fa. Proprio per combattere il contrasto dei borseggi ed anche lo sfruttamento dei minori. Diciamo, siamo un gruppo di cittadini di Venezia, quasi tutti veneziani, qualcuno di Mestre, e poi ormai abbiamo creato, diciamo, una rete che noi chiamiamo sentinelle dei vari negozianti che ci segnalano. E adesso anche i turisti. Adesso anche i turisti ci segnalano tramite Instagram e tramite Facebook, perché hanno imparato a riconoscere questi borseggiatori. Ecco, senta, come voglio dire, è nato casualmente questo urlo, questo grido di battaglia? Attenzione. Assolutamente. Quando è la prima volta? Quando è successo? La prima volta sempre, perché io di solito sono in stazione, in ferrovia, e c'era un gruppo di uomini, perché non c'è solo il problema delle donne, ma c'è anche il problema degli uomini borseggiatori. Certo. E sono uomini ben piazzati, sono parecchi, sempre di più. Quindi è anche pericoloso, diciamo, in qualche modo, diciamo, no? Di sì, diciamo di sì. Stavano tentando e io mi sono messa a urlare. Ha visto qualcuno che... Sì, ma loro sono sempre lì in azione, puntano, e mi sono messa a urlare. Però siccome noi vedevamo molta gente, sentivamo molti borseggi, gente piangere, gente anziana borseggiata, invalidi al 100%, perché questi non guardano in faccia a nessuno.
addirittura invalidi al 100%. E non sapevamo come lanciare, cioè, non un grido di allarme, cioè come avvertire i vari turisti che vengono a Venezia, perché sappiamo benissimo che l'Italia vive di turismo e questi arrivano, a volte scendono dal treno e non hanno nemmeno il portafoglio, perché i borseggi avvengono anche in treno. Certo. Borseggi avvengono anche in treno, questa era Monica Poli l'altra settimana a Focus ed è stata, come avete sentito, derubata a sua volta del telefonino, forse per ritorsione. I tassisti veneziani a loro volta sono esasperati per i furti che da mesi continuano a subire. Ne sono stati commessi 10 in una sola notte. Oltre ai furti, i tassisti veneziani hanno subito recentemente anche aggressioni. Continuano la serie di furti nelle ore notturne, nei taxi e da parte di malviventi, rubano i telefoni, rubano i POS e spesso fanno danni all'imbarcazione. Sono circa 2 mesi, hanno toccato più punti, Piazzale Roma, Ferrovia, Lido, e hanno fatto circa una quarantina di imbarcazioni. Solo 10 in una notte. I tassisti sono esasperati, non ne possono più. Agiscono nelle ore notturne, salgono a bordo, controllano che non ci sia nessuno, salgono a bordo, forzano le cassettine se non le trovano già aperte, portano via tutto e scappano. Spesso lasciano anche sporcizie all'interno della cabina, provocando più danni al mezzo che di bottino. Anche perché non vale nulla, il telefono viene bloccato, col POS non si può fare nulla, quindi sono i danni quelli che danno fastidio. La rabbia è tanta, al punto che qualcuno vorrebbe addirittura organizzare dei turni per dormire all'interno del taxi. Abbiamo fatto denuncia ovviamente alle autorità, so che i carabinieri stanno indagando nel merito, stanno fermando i taxi di notte, controllando chi c'è a bordo e speriamo quanto prima vengano assicurati alla giustizia. C'è anche qualcuno che a questo punto vuole diciamo, controllare personalmente. In che modo? Vorrebbe dormire in barca e vedere se riesce per caso a trovarli mentre svolgono il furto. Servizio di Ilaria Marchiori, c'è una notizia appena arrivata, riguarda una coppia di Conegliano che si trovava in Trentino in vacanza. È stato arrestato l'uomo che ha accoltellato la compagna. È successo ad Arco in Trentino. Durante una lite questa persona ha aggredito con un coltello la sua donna, ferendola ad un fianco. Non si sa se siano marito e moglie o meno. La donna è riuscita a chiedere aiuto ed è stata trasferita all'ospedale di Rovereto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Arco, sono in corso gli approfondimenti da parte della procura di Rovereto. Ripeto, si tratta di una coppia di Conegliano in vacanza in Trentino. Andiamo con Italo Morau e Fabio Fagliero in regia a un episodio che è accaduto a Bibbione. A Bibbione c'è stato un episodio di violenza, alcuni ragazzi hanno aggredito una persona la cui colpa è stata quella di rimproverare i giovani che si trovavano in mezzo alla strada. Non è questo, Italo, fatto di cronaca a Bibbione, se vai per cortesia su questo servizio. A Bibbione, trevigiani violenti a Bibbione. Hai trovato? Eccolo, speriamo. Trevigiani violenti a Bibbione, vediamo. Ho visto un po' di casino, diciamo così, chiamiamolo così, là avanti, ma io ero qua, avevo della gente e non sono riuscito a capire come cosa e perché. Una brutta cosa comunque, non dovrebbero succedere queste cose qua. Noi 23 anni che siamo qua in gelateria, non abbiamo mai visto una cosa così. Che ho chiesto un po' in giro a questi ragazzi che loro hanno visto, ma anche loro dicono che questi ragazzi hanno preso sto signore, presumo, l'hanno picchiato, ma noi
come gelateria non abbiamo visto, ma perché avevamo il mondo di gente. Una vera e propria aggressione, quasi una spedizione punitiva, quella messa in atto la sera di Ferragosto in centro a Bibione da un gruppo di 11 giovanissimi tra i 16 e i 25 anni, un branco eterogeneo composto da ragazzi provenienti dalla Marca orientale e dal veneziano, quasi tutti italiani naturalizzati. È circa mezzanotte in via Maia quando un 33enne udinese in sella alla sua bici se li ritrova in mezzo alla strada, li redarguisce dicendo loro di spostarsi. Ci sono anche delle auto, 5 di loro però non gradiscono il rimprovero, lo inseguono e lo prendono a pugni, una violenza cieca, l'uomo è solo, viene ferito alla fronte. Dopo l'aggressione c'è stata subito una richiesta di intervento da parte di un cittadino che ha chiamato qua il comando della polizia locale. L'agente che era in servizio in centrale operativa è riuscito attraverso il sistema di videosorveglianza a inquadrare subito la zona che era teatro dell'evento, ha fatto immediatamente quello che era più giusto fare e sono intervenute 2 pattuglie che erano in servizio in quel momento. A supportare la polizia locale arrivano anche i carabinieri, i ragazzi vengono rintracciati nel piazzale delle Corriere, stanno prendendo un bus per Bibione Pineda, direzione una discoteca. L'autobus è stato fermato grazie anche alla prontezza dell'autista, sono stati fatti scendere i passeggeri che non interessavano ai fini dell'intervento per evitare problemi di ordine pubblico più gravi. I ragazzi sono stati identificati. Oderzo, Motta di Livenza, Cessalto, Porto Gruaro, Fossalta e Varese, i loro luoghi di residenza. A un ragazzo di Fontanelle viene sequestrata una roncola, recuperati anche un bilancino di precisione dell'hashish, pure un coltello a serramanico. Un fatto isolato in una stagione tranquilla, dice il vice sindaco, decisivi gli occhi elettronici puntati su ogni angolo della cittadina. Certo che le telecamere non servono a niente se poi non c'è chi le guarda, quindi l'occhio tecnico va bene, ma ci vuole poi l'occhio umano che analizza, decide come meglio procedere. Dicevamo ieri che gli spacciatori in Italia, quando vengono arrestati, passano in genere pochi giorni in carcere, e invece dovrà stare fino a novembre in un carcere di Riyadh in Arabia la ragazza, la hostess di Resana, che è stata accusata di possesso di stupefacenti, di un po' di hashish, ed è stata condannata a 6 mesi di detenzione, sentenza che è stata confermata ieri. Dopo 2 udienze rinviate, la sentenza d'appello è stata alla fine pronunciata, ma l'esito non è quello sperato. Il tribunale arabo ha confermato la condanna a 6 mesi di carcere per Ilaria De Rosa, l'hostess 24enne di Resana, in carcere a Jeddah, in Arabia Saudita, con l'accusa di detenzione di stupefacenti. Addosso, secondo la polizia del luogo, avrebbe avuto una modica quantità di hashish. L'assistente di volo della compagnia lituana Avion Express dovrà dunque scontare la pena per intero, rimanendo in cella fino a novembre, e al termine di questo periodo potrebbe venire espulsa dal paese medio orientale. Una brutta notizia, perché un po' di speranze c'erano che potesse venire a casa il prima possibile, però a questo punto dobbiamo accettare la sentenza, quello che è passato in giudicato, questo secondo grado di giudizio, che quindi ha dato la conferma che dovrà rimanere fino a novembre. La famiglia di Ilaria rimane in silenzio. Familiari e amici della ragazza speravano di accorciare la permanenza nella prigione araba. So che c'è questa richiesta di grazia, però a questo punto i tempi mi sa che sono corti, sono brevi, quindi più che altro il pensiero va ai genitori, alla famiglia che chiaramente a casa l'aspetta a braccia aperte e l'aspetta. Speriamo passi in fretta questi mesi, queste settimane, direi ormai. I 3 amici che la sera dell'arresto, il 5 maggio scorso, durante una festa in villa, erano con lei, hanno avuto condanne ben più pesanti. La ragazza aveva sempre respinto le accuse a suo carico e gli stessi amici, con le loro testimonianze, l'avevano scagionata. Ma nulla è bastato a evitarle il duro giudizio dei giudici sauditi, e ora la speranza è quella che la 24enne non subisca vessazioni in carcere. Questa è la preoccupazione maggiore. Speriamo però venga trattata in maniera non umana sicuramente, ma anche di favore anche per una ragazza che alla fine sì, ha preso questi 6 mesi, ma vedendo le condanne per i suoi amici, i suoi compagni, direi che era forse la persona da liberare subito. È una bellissima ragazza in carcere, un carcere duro a 40 km dalla capitale Riyadh.
Andiamo adesso da Cristian Arboite in diretta perché i prezzi dei carburanti sono alle stelle, la rabbia degli automobilisti, lo scaricabarile tra governo, gestori e chi più ne ha più ne metta e chi dice che la colpa principale è quella delle accise. A te la linea, Cristian. Sì, direttore, buongiorno da Signoressa. Siamo sulla strada Feltrina in un distributore. Questi i prezzi applicati oggi: diesel 1,819, super 1,909, poi la Supreme diesel 1,939. Tra l'altro sono tra i prezzi più bassi che abbiamo visto questa mattina, prezzi che comunque continuano a rimanere alti. Ci sono diversi clienti, diversi automobilisti. Com'è fare la benzina di questi giorni, in questo periodo? Sempre più caro. Sempre più caro, sinceramente. Meglio utilizzare biciclette, comunque spostarsi a piedi se bisogna fare brevi tragitti. Ecco, ma tu hai cambiato qualche abitudine di viaggio oppure non si rinuncia? No, non riesco, anche perché lavoro distante, quindi mi tocca usare la macchina. Quindi per lavoro quando si riesce è meglio spostarsi con comunque mezzi pubblici o comunque in bicicletta o a piedi. Tu lo fai quindi quando riesci, magari per gli spostamenti più brevi? Sì, riesco, quando riesco, se volentieri. Ma che idea ti sei fatto di questi prezzi, di questa benzina alle stelle? Non ci possiamo fare niente, mi accontento così e pago e basta. Rassegnato. Sono rassegnato, non mi lamento, non si risolve nulla lamentandosi. Grazie mille. E ci sono anche altri utenti, altri automobilisti. Signora, buongiorno. Insomma, qua è tutto rincarato. Infatti, non si può più vivere così. E fare benzina con questi prezzi? No, non si può. L'unica cosa, secondo me, è comprare una macchina GPL e andare a gas. Non a metano, perché hanno aumentato anche il metano, quindi andare a gas. Oppure andare a vivere a Livigno, dove costa metà. Andare a vivere a Livigno è una bella prospettiva. Costa, metà. E sì. Non solo a Livigno, anche altri posti, fuori dall'Italia. Ma secondo lei il governo dovrebbe fare qualcosa, dovrebbe agire, se sì come? Il governo non agisce perché tanto dentro ci sono tutte le accise che dobbiamo pagare, il terremoto del Belice, il terremoto del Salento, tutte queste cose qua, quindi è tutto un bluff. Quindi insomma serve fare qualcosa di più, sì, per davvero... Noi stessi dobbiamo fare qualcosa, diventare consapevoli di questa realtà e lasciare stare il governo, che sono tutte frottole. Signora, grazie davvero, gentilissima. E qui con noi c'è Moreno Parin. Moreno Parin lo conoscete tutti, è rappresentante dei gestori di carburante della provincia di Treviso, gestore ovviamente dei gestori, rappresentante dei gestori, è la sigla maggiormente rappresentativa. Parin, cominciamo con lo scattare una fotografia alla realtà trevigiana. Come sono i prezzi, come stanno andando? La realtà trevigiana è ottima, siamo perfettamente in linea a livello nazionale, i prezzi sono in linea con i mercati internazionali, quindi al netto delle accise sono ottimi, di più a livello veneto siamo la provincia che ha il prezzo inferiore dei carburanti, poca cosa, 5 millesimi sul gasolio, 9 sulla benzina, però comunque siamo un po' più bravi degli altri. Ecco, al netto delle accise, questo va sottolineato perché al netto delle accise il prezzo italiano è inferiore alla media europea. È inferiore oggi di 5 centesimi circa alla media europea, è inferiore a quelli che vengono sempre nominati come esempi: Germania, Francia, Austria, Spagna. Quindi non possiamo assolutamente lamentarci, la rete italiana funziona, non c'è tutta quella speculazione che vogliono far che ci sia, e non è merito di questo governo né di quello precedente, ma semplicemente perché in Italia il mercato, almeno diciamo centro-nord, si è ben sviluppato proprio grazie a distributori nuovi, più moderni, e a gestioni brave anche. Quindi dobbiamo abituarci a prezzi così sostanzialmente, a prezzi alti, perché sono obiettivamente alti. Beh, sono oggettivamente alti anche a netto delle accise, però c'è un limite. Io credo che sotto un certo prezzo non si possa andare. Oggi come oggi il prodotto lordo costa intorno agli 85 centesimi, più di 15 centesimi non credo che andremo giù, perché c'è un discorso anche di costi. Quindi siamo sempre alle solite, bisogna intervenire sulle accise, è l'unica voce sulla quale si può intervenire, o perlomeno l'unica voce sulla quale il governo può intervenire, o sbaglio?
Sì, non ha alternative il governo che andare lì. Deve trovare naturalmente i soldi necessari, perché comunque togliendo le accise si toglie una grossissima fetta di incassi pronta cassa, fra l'altro, che lo Stato ha. Quindi se si vuole togliere le accise bisogna che il governo peschi gli stessi soldi in un'altra parte o riduca comunque delle spese che ha. Non è semplice per nessun governo. Senta Parina, questa mattina tra l'altro abbiamo parlato anche con la Guardia di Finanza di Treviso, che conferma anche nella Marca trevigiana sono in corso i controlli proprio sui prezzi applicati alle pompe da parte delle Fiamme Gialle. Vi sentite ancora bersaglio? Sì, ci siamo ancora bersaglio, perché poi qualcuno va in televisione a sbandierare, abbiamo fatto 1000 controlli come stamattina, e poi ti dice che in pochissimi casi hanno trovato delle irregolarità importanti, tipo il gestore che magari vende meno prodotto di quello che è, o il gestore che vende un prodotto non a norma, ma parliamo di pochissimi casi. La maggior parte delle infrazioni che trovano sono banalissime questioni burocratiche che nulla vanno a influire né nei confronti dei consumatori né nei confronti di eventuali tasse che paghiamo al governo. Quindi il governo dove deve andare a incidere in questo momento? Solo sulle accise, perché il governo non ha certamente la forza per andare sui mercati internazionali. Come ho scritto, si chiamasse Biden, magari potrebbe anche provarci, ma mi dispiace per la Meloni, ma non ha questa forza di andare sui mercati internazionali a dettare legge sui prezzi. Se poi vanno, come ha detto D'Urso, a toccare i margini delle raffinerie, fa un colossale buco nell'acqua, perché la raffineria a quel punto, invece che vendere in Italia, vende all'estero. Non si può pretendere che le persone lavorino sotto costo. Potremmo chiedere ad D'Urso magari di, dire ai senatori e deputati che i loro compensi vengano adeguati alla loro capacità. E questo è un bel guanto di sfida. Sì, lo mandiamo, poi un altro guanto di sfida lo metto con l'ENI. Lo Stato è azionista maggioranza dell'ENI, l'ENI ha avuto miliardi di utili quest'anno, quei miliardi potrebbe utilizzarli sugli impianti ENI, però non so che ne pensa l'azionista anche piccolo che ha investito sull'ENI per aver guadagni, oppure quelli grossi che investono miliardi, perché investono miliardi non per beneficenza, non per la mission di tutelare il consumatore come vogliono sempre farci credere, ma la mission dell'ENI è fare utili, punto e basta. Quindi insomma i bersagli dovrebbero essere altri, non i gestori e non i gestori. No, certamente no, assolutamente non i gestori, però siamo sempre noi sull'occhio del ciclone, vedi i cartelloni ce l'hanno imposti che, come ho anche detto, già noi cominciamo a vedere i primi segnali di quello che era stato previsto non da noi, ma addirittura anche da noi, ma dall'antitrust, dell'adeguamento al rialzo di chi ha prezzi inferiori, ma è logico che il mercato libero funziona così. Parina, grazie davvero. Ricordiamo solo una cifra: quanto guadagna un gestore su un litro di carburante? Oggi un gestore guadagna mediamente 3,5 centesimi al litro, ovvero su una spesa di 100 euro il gestore ha 2 euro lordi, con i quali poi deve pagare commissioni, spese, tasse, tutto. Quindi il gestore, oggi come oggi, se uno mi chiede di fare il gestore, gli dico lascia perdere, prendi il reddito di cittadinanza o stai a casa senza fare nulla, che quasi quasi è meglio. Grazie davvero Moreno. Parina, direttore, ci lasciamo con questo dato da signoressa, con Alberto Pivetta ti restituisco la linea. Grazie molte, grazie a Moreno Parin, grazie a Christian perché ha detto delle cose importanti, consiglia a chi volesse fare il gestore di non farlo, suggerisce di fare adeguare gli stipendi dei parlamentari alla produttività, perché il governo non può toccare, a detta del ministro Urso, stamattina Urso ha detto se il governo toccasse, come ha già fatto Draghi, che ha ridotto in parte le accise, nuovamente queste tasse, si tratterebbe di perdere 1 miliardo al mese, quindi 12 miliardi l'anno, che poi andrebbero recuperati in altro modo, sempre attraverso le leve del fisco. Adesso andiamo a Vicenza e restiamo sulla questione dei prezzi alle stelle dei carburanti, perché sono in corso a Vicenza controlli della Guardia di Finanza, ci sono state multe nei confronti di 12 distributori, ci racconta tutto in diretta Luisa Bertini. Sì, buongiorno a voi, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo in compagnia del tenente colonnello Alessandro Di Stefano della Guardia di Finanza di Vicenza, perché in questi giorni sono stati intensificati i controlli alle pompe di carburante. Ecco, qual è stato l'esito dei controlli? Su cosa vi siete concentrati, soprattutto sui prezzi?
Sì, esattamente, abbiamo fatto una serie di controlli, 22 per la precisione, su tutto il territorio della provincia, sia sulla rete stradale che autostradale. In 12 casi abbiamo rilevato delle violazioni che vanno dalla esposizione del prezzo medio del carburante alla difformità tra il prezzo praticato alla colonna e rispetto a quello o pubblicizzato sulla strada o quello comunicato all'osservatorio prezzi a Roma. Ecco, spieghiamo meglio che cosa significa difformità. Difformità è che purtroppo il prezzo alla colonnina era superiore a quello comunicato o pubblicizzato lungo la strada, ovvero comunicato all'osservatorio prezzi, quindi un maggior costo per i contribuenti che si affacciavano a quel distributore. Ecco, diversi comuni interessati da questi controlli, andiamo da Valdagno a Bassano. Sì, sostanzialmente sono stati impiegati tutti i reparti della provincia di Vicenza, per cui veramente andiamo dall'altopiano di Asiago, Bassano, verso Tiene, fino ad arrivare a Noventa Vicentina, insomma tutto il territorio. Diciamo che è un fenomeno che viene monitorato soprattutto in questo periodo di ferie e di vacanze. Assolutamente sì, un'altra attività che svolgiamo sempre su tutto il territorio è anche il controllo delle autocisterne lungo le vie, infatti sono stati superiori ai 100 i controlli fatti sulla documentazione e sul regolare trasporto delle merci della benzina. Io ringrazio il tenente colonnello Alessandro Di Stefano e restituisco a voi la linea allo studio. Grazie Luisa Bertini. Sono almeno 100 i metri cubi di detriti franati sulla strada provinciale 347 che sale dalla Valle di Zoldo per andare verso Agordo. Si tratta di una frana considerata storica perché non è la prima volta che si verifica e per questo motivo viene tenuta monitorata. La riapertura è prevista per il pomeriggio di oggi. Vediamo il servizio di Fabio Fioravanzi. Colata di detriti sulla strada provinciale 347. L'arteria viaria è stata completamente invasa per 80 metri in direzione Passo Duran, salendo dal versante zoldano. Forti temporali con nubifragi a vento hanno colpito ieri sera le Dolomiti bellunesi, provocando piccoli smottamenti e la caduta di alberi. Il caso del Passo Duran è stato quello che ha causato maggiori danni. Qui siamo in Val di Goima, sotto la Moiazza, località Levare, comune di Val di Zoldo. Alle mie spalle la frana appunto che ha colpito la 347 strada provinciale. Veneto Strade è intervenuta prontamente e la strada verrà quindi riaperta già oggi, salvo eventuali chiusure in caso di forte pioggia. Non ci sono persone disperse, il soccorso alpino è stato avvisato. Noi ci attendiamo che i geologi effettuino le ultime verifiche per poi accertare effettivamente lo stato dei detriti che non possano muoversi a breve. Verranno fatte opere naturalmente di manutenzione e in attesa di opere più importanti di consolidamento. Per fortuna nel momento in cui è accaduto non c'erano persone o auto. Sul posto sono intervenuti sia i vigili del fuoco che i tecnici di Veneto Strade. E questo succede spessissimo in montagna, in un periodo in cui anche nei prossimi giorni è previsto un gran caldo, ma anche temporali sparsi, improvvisi, violenti, come è accaduto anche recentemente in Trentino Alto Adige. Una tragedia a proposito di montagne sulle Alpi Giulie, al confine tra Italia e Slovenia. 2 giovani soccorritori della Guardia di Finanza sono precipitati dalla cordata durante un addestramento. Erano in servizio a Treviso. I loro corpi sono stati ritrovati nella notte, poco dopo le 2, alla base della parete del piccolo Mangart di Coritenza, a quota 1600 metri, tra le Alpi Giulie. Giulio Alberto Pacchione, nato a Reggio Emilia, era originario della provincia di Teramo, di Silvi Marina. Lorenzo Paroni, di 20 anni, era nato a Pordenone, ma originario di Montereale Valcellina. Entrambi erano finanzieri in forza alla caserma della Guardia di Finanza a Tarvisiana. I due stavano risalendo la via Piussi, una via di 6° grado che percorre la verticale nord del monte. I 2 giovani erano in attività ufficiale di addestramento come finanzieri ed erano attesi in caserma nella serata di ieri. Si tratta dunque di un incidente in servizio, in quanto tale è al vaglio della Procura di Udine che ha aperto un'inchiesta. Proprio per la difficoltà della via e per il fatto che le capacità dei 2 erano ben note, l'allarme sul mancato rientro dei 2 alpinisti è scattato solo in tarda serata. Entrambi facevano parte anche della stazione di Cave del Predi del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.
Lorenzo era a tutti gli effetti già un tecnico del CNSAS, mentre Giulio era un aspirante soccorritore e avrebbe dovuto a breve sostenere l'esame d'ingresso nel corpo. La dinamica dell'incidente al vaglio degli inquirenti, ma una prima valutazione porta a pensare si sia trattato di una tragica fatalità scatenata da cause oggettive e ambientali, con un probabile crollo o distacco dall'alto che ha trascinato entrambi gli alpinisti. Impossibile al momento valutare l'ora dell'incidente e a che punto della parete sia avvenuto. I due giovani finanzieri non risultavano raggiungibili né tramite dispositivi telefonici né attraverso i dispositivi radio che avevano al seguito. I colleghi in caserma hanno iniziato a preoccuparsi. Attorno alla mezzanotte si sono portati ai laghi di Fusine e poi nei pressi del rifugio Zacchi, dove era stato parcheggiato il loro mezzo. Una volta raggiunti a piedi alla base della parete c'è stata la triste scoperta che lascia presupporre ad una caduta di diverse decine di metri. Il recupero dei corpi, ancora legati in cordata, è avvenuto nella mattinata di oggi. La preparazione di entrambi era di altissimo livello, raccontano del soccorso alpino. Entrambi conoscevano le pareti rocciose del Mangart, dove avevano tra l'altro già salito il temibile e famoso Diedro Cozzolino, una delle vie più difficili delle Alpi. Giulio era anche maestro di sci a Tarvisio, a Lorenzo mancava solamente un esame per diventare guida alpina. A Salzano i funerali di Lorenzo Nardelli, il trentenne che è stato ucciso da due cugini moldavi in un ascensore di un condominio a Mestre. In diretta Ilaria Marchiori. Buongiorno allo studio, buongiorno ai nostri telespettatori. È una giornata di lutto oggi a Salzano, dove qui nella chiesa del paese stamattina sono stati celebrati i funerali di Lorenzo Nardelli, il 32enne che è stato trovato morto all'interno dell'ascensore di un condominio di Mestre e sulla cui morte si sta indagando e si sta cercando di capire quali sono stati i motivi, visto che sono stati fermati due cugini moldavi. È stata una cerimonia, questo è stato il giorno del dolore, non certo il giorno delle polemiche. Hanno voluto evidenziare proprio anche i familiari una volta usciti dalla chiesa. Sono state spese delle parole molto profonde sia da Don Giulio, che ha celebrato la cerimonia, che poi in chiusura dalla zia di Lorenzo. Un ragazzo definito fragile, un ragazzo figlio di una famiglia di artisti, un ragazzo amante della montagna, dello sci e del mare. La zia ha anche raccontato che aveva proprio salvato delle persone qualche anno fa, ma sentiamo uno stralcio dell'omelia di Don Giulio. Vogliamo ricordare Lorenzo come un giovane assetato di vita, una passione di vita che si manifestava con la passione per il mare, per il lavoro, per la montagna, per le sue amicizie. Un giovane Lorenzo che portava dentro di sé, come tutti noi, anche lui, le sue fragilità. E malgrado i suoi sforzi anche delle persone che gli volevano tanto bene, faceva fatica a dire queste fragilità. E forse per questo Lorenzo era amatissimo, come figlio, come fratello e come amico. E per questo grande amore di cui è stato circondato, è difficile oggi ed è duro sopportare quello che gli è accaduto. Queste erano le parole di Don Giulio Zanotto. Poi ascolteremo anche nel corso della giornata delle altre nostre fasce informative anche le parole che la zia ha voluto dedicare da parte di tutta la famiglia a Lorenzo. Mentre le indagini stanno proseguendo, l'autopsia che è stata disposta dal sostituto procuratore ha accertato che a procurare la morte di Lorenzo sia stata una frattura cranica e secondo gli inquirenti sarebbe stato proprio picchiato a mani nude dagli aggressori all'interno dell'ascensore. Questo però, hanno voluto sottolineare i familiari, è solo il giorno del dolore e del ricordo. Qui da Salzano è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie molto Ilaria. Intanto diamo la notizia che riguarda Maurizio Bassetto, noto ristoratore cimadolmo.
ritrovato morto ed erano ancora sotto indagine le cause di questo decesso. L'autopsia ha stabilito che si è trattato di un suicidio. Nessuna ferita da difesa, nessuna lesione alla schiena provocata da terzi. Maurizio Bassetto, 80 anni, noto ristoratore di Cima ad Olmo, trovato senza vita sabato scorso da un familiare, si è suicidato. Il corpo è stato scoperto all'interno della concimaia poco distante il suo ristorante. Addosso gli investigatori avevano trovato un rasoio ed un coltello. La procura aveva aperto un fascicolo sul caso. I carabinieri della compagnia di Conegliano, intervenuti sul posto, pur non escludendo nessuna ipotesi, avevano sospettato fin dall'inizio che potesse trattarsi di un gesto estremo. Un giallo risolto, la verità della morte dell'imprenditore, la data l'autopsia eseguita dall'anatomopatologo Alberto Furlanetto. Il colpo letale è stato quello che si sarebbe inferto all'addome, un taglio profondo che non gli ha lasciato scampo. Bassetto non sarebbe morto subito, successive le ferite al torace. La scomparsa del ristoratore titolare dell'omonimo ristorante sulle Grave del Piave ha sconvolto la marca anche per le sue modalità. Nelle prossime ore il pubblico ministero potrà dare il nulla osta per la sepoltura. La data dei funerali sarà fissata a breve. Maurizio non ha lasciato nessun biglietto. Ancora amici e parenti non riescono a capacitarsi. Una tragedia immensa che lascia attonita la comunità intera. E molte abitazioni devastate dalle fiamme a Bolzano Vicentino. Sono fiamme che scaturite da un barbecue che ha appiccato questo incendio. Il sindaco Lorenzo Cracco ha avviato una raccolta fondi proprio a sostegno delle famiglie che sono state evacuate. L'appello che mi sento in dovere di lanciare è che i cittadini di Bolzano Vicentino e anche quelli di fuori dobbiamo unirci tutti per dare una mano a queste 5 famiglie, perché dall'oggi a domani si sono trovati su una strada senza nulla. Adesso serve tutto, ovviamente. Abbiamo lanciato stamattina una raccolta fondi. Chi ha un appartamento sfitto o più appartamenti da mettere a disposizione di queste persone, perché i tempi per il ripristino non saranno brevi, quindi dobbiamo in qualche modo coinvolgere la bontà e la sensibilità delle persone per darci una mano. L'appello alla generosità con una raccolta fondi, i cui riferimenti si trovano sul sito del comune, rivolta ai cittadini di Bolzano Vicentino, arriva da parte dell'amministrazione che si sta spendendo in aiuto delle 5 famiglie evacuate a seguito dell'incendio divampato da un barbecue nel giorno di Ferragosto che dalla terrazza di un'abitazione di via Dalla Chiesa si è propagato per cause al vaglio dei tecnici, danneggiando alcuni appartamenti. Famiglie attualmente ospitate, chi da parenti, chi in una struttura ricettiva locale che ha messo a disposizione delle camere. Fiammata che ha investito il 34enne Harry Lee McRae, di origini statunitensi, ex cestista ricoverato per le gravi ustioni riportate a seguito del tragico incidente domestico, per cui il sindaco esprime vicinanza e speranza di miglioramento per le sue condizioni di salute, speranza che unisce idealmente anche Castelfranco Veneto, zona in cui il giovane era conosciuto per aver giocato in passato a pallacanestro in alcune squadre della provincia di Treviso. Speriamo che se la cavi in modo degno e che ne possa uscire. E attimi di paura, ma per fortuna nessun ferito. A Piove di Sacco, all'interno di una casa di riposo dove c'è stato un principio di incendio. Mancavano pochi minuti alle 7 quando i vigili del fuoco sono intervenuti nel centro servizi anziani di via San Rocco a Piove di Sacco per un principio di incendio sviluppatosi nel locale tecnico che ospita le bombole di ossigeno. Nessun problema per gli ospiti della struttura, che non sono stati interessati dall'evento. A dare prontamente l'allarme il personale della casa di riposo, che ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco arrivati dal distaccamento di Piove di Sacco. L'uso di estintori ha permesso di spegnere le fiamme in maniera rapida. Sono in corso indagini per determinare le cause del principio di incendio. Una brevissima pausa, ma state con noi perché ci ricollegheremo con Padova, con la scuola media Falconetto, dove sono in arrivo una quarantina di migranti che saranno ospitati in una palestra a tra poco.
Andiamo a Bassano del Grappa, dove c'è stato un no del Consiglio dei Ministri riguardo al Genius Center, un progetto che è stato presentato dall'amministrazione comunale, quindi è in atto uno scontro tra maggioranza e opposizione. Ci racconta gli ultimi dettagli Alex Giuliano, eccolo lì, lo vedo. Un buongiorno allo studio, un buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo a Bassano del Grappa in compagnia del consigliere comunale Angelo Vernillo. Perché? Perché oggi tema di discussione, tema caldo, è il Genius Center e sono dunque le opere pubbliche in città. Un argomento che voi che insomma seguite la nostra informazione avete visto ha diviso ulteriormente la città fra l'amministrazione che difende le sue scelte e punta il dito su l'immobilismo dell'amministrazione precedente e invece la minoranza che, forte anche di una bocciatura che è arrivata dal DIPE, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, riguardo proprio il maxi progetto da quasi 25 milioni di euro del Genius Center a Bassano, dicevamo la minoranza, forte anche della bocciatura che arriva da Roma, non ci sta e come risponde alle accuse di immobilismo fatte dal vice sindaco Zonta? Beh, rispondiamo con un sorriso, perché non possiamo che sorridere di fronte a questo racconto di questa storia alternativa. Ecco. Tra l'altro l'assessore Zonta era già in amministrazione prima dell'amministrazione precedente, quando il progetto si è arenato per delle scelte e per dei fallimenti di ditte che non dipendevano dall'amministrazione, però Zonta c'era e non può sempre chiamarsi fuori e trovare dei capri espiatori e trovare sempre delle scuse. Sono 4 anni e mezzo che amministrano, non hanno fatto assolutamente niente, anzi sul Genius Center ricordare che hanno perso il finanziamento che la Fondazione Cari Verona aveva mantenuto anche nei 4 anni precedenti e loro non hanno presentato alcun tipo di progetto alternativo e quindi hanno perso il contributo che era stato fissato dalla Fondazione Cari Verona. Ora dicono che hanno in mente di fare questa cosa, che è un'idea che sono andati a prendere a prestito dai privati, non l'hanno pensata in giunta, le idee arrivano sempre da privati, che vogliono fare degli investimenti, peccato che questo investimento sia fatto poi coi soldi dei cittadini bassanesi, indebitando la città per 25 milioni di euro quasi, e questo non lo dice la minoranza, non lo dice qualcuno che ce l'ha con il candidato sindaco Andrea Zonta, perché ormai tutto quello che fa e tutto quello che dice l'amico Andrea Zonta è orientato alla sua candidatura a sindaco l'anno prossimo. Ecco, gli facciamo tanti auguri e un in bocca al lupo, ma in questo anno non deve rovinare e ipotecare il futuro della città. Aspetti almeno di essere sindaco prima di indebitare la città per 25 milioni di euro. E la bocciatura non arriva da noi, arriva dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che non mi sembra sia popolata da persone che ce l'hanno con questa amministrazione, anzi. Ecco, chiaramente è giusto anche ricordare che l'amministrazione comunque può andare avanti nel suo iter nonostante la bocciatura che arriva da Roma. Voi comunque avete sentito i cittadini, raccolto delle idee, che cosa propongono i cittadini in questa area al posto del progetto paventato dall'amministrazione? I cittadini non vogliono avere ancora debiti, i cittadini vogliono che siano gli uffici comunali a fare delle proposte ascoltandoli e abbiamo ipotizzato soprattutto un parcheggio, uno spazio di ritrovo all'aperto, uno stallo per le biciclette, un qualcosa che serva alla città e che non la indebiti per i prossimi 20 anni. Insomma, avrete capito, la tensione, la temperatura politica sale ed è già ad alto livello qui in città, quindi non solo aumentano le temperature del meteo, ma anche quelle del contrasto, del dibattito politico. Noi continueremo a rendervene conto. Da Bassano del Grappa con il consigliere Angelo Vernillo è tutto e noi restituiamo la linea allo studio. Grazie molte. A Bassano del Grappa la sindaca Elena Pavan è sotto attacco su tanti fronti, anche su quello del progetto Baxi Pengo, e ieri sera l'abbiamo collegata in diretta a Focus. Sentiamo cosa ci ha detto su questa vicenda, vediamo. È difficile per tutti i primi cittadini. Bassano in questa vicenda, anche dalle connotazioni pittoresche, diciamo così,
che hanno visto caratterizzare la provincia di Vicenza, fortunatamente è rimasta esclusa, nel senso che era il mio comune uno di quei centri nei quali è attiva la rete CAS da diversi anni, quindi non ci sono stati questi approcci, insomma, un po' bruschi, che hanno portato a episodi, insomma, li abbiamo letti e commentati tutti nei giorni scorsi, perché c'è questa rete che fa sì che ci sia un'associazione che gestisce in maniera diffusa in città da diversi anni degli alloggi, e questa rete è satura. Se fossi stata interpellata mi sarei allineata con gli altri sindaci della mia provincia, nel senso, credo che ci siano diverse persone che risiedono nei nostri territori, nei nostri comuni da diversi anni, che non siamo in grado di aiutare compiutamente, e pertanto credo che ci sia sicuramente una priorità da riservare a queste persone. Dall'altra parte, insomma, il comune di Bassano negli anni ha sempre dato, e da quello che abbiamo potuto vedere, l'accoglienza diffusa laddove c'è una buona associazione che segue queste persone comunque non impatta in maniera negativa nella città, nella cittadinanza. Sì, tra l'altro sentivo le sue parole in uno dei discorsi nel giorno del suo insediamento dopo l'elezione da sindaco. Diceva appunto che Bassano del Grappa è una città votata all'inclusione, no? C'è una grande solidarietà, ci sono tanti volontari, insomma è quello che poi è l'esempio che dà in pratica tutto il Veneto quando si tratta di aiutare qualcuno, certo in condizioni in cui sia possibile aiutare in maniera dignitosa ed efficace, perché se sono emergenze poi i primi cittadini non possono essere lasciati completamente da soli. Sindaca, senta, passiamo a questa vicenda, questo scontro Baxi-Pengo, cioè lo scontro tra coloro che auspicano l'industrializzazione, l'industria, l'occupazione, il lavoro, e coloro che dicono sì, però a condizione che il verde non venga tolto, che non venga, come dire, che venga tutelato il verde, sempre ovviamente nel tentativo comunque di non fermare lo sviluppo economico. La questione è quella di un'industria che vuole allargarsi, e ci sono dei cittadini che invece si oppongono, tanto per ridurla in soldoni. In Consiglio Comunale c'è stato un voto che è stato contrario al progetto di allargamento che la maggioranza aveva auspicato. A questo punto che cosa lei, la sua giunta, che cosa intende fare? Rinunciare a questo progetto o andare avanti? Allora, in Consiglio Comunale si è verificata una vera e propria situazione di stallo, nel senso che si è verificata una situazione di pareggio rispetto a un atto di indirizzo politico che non autorizzava la costruzione di niente, ma significava voler cominciare un percorso con Baxi-Pengo per riuscire a far sì che due aziende storiche virtuose della nostra città potessero rimanere, preservando i posti di lavoro sul nostro territorio, in armonia però con anche il rispetto per l'ambiente. Adesso c'è un modo di costruire che è evocato alla sostenibilità, quindi il senso era di far sì che queste aziende rimanessero appunto sul territorio, anche con un nuovo insediamento lungo la SPV da parte di Pengo su un terreno di sua proprietà da 23 anni, però trovando il punto di incontro appunto fra tutela dei posti di lavoro e tutela dell'ambiente di fatto. Diciamo che ha scompigliato un po' le carte una comunicazione da parte di Baxi dopo questo pareggio in Consiglio Comunale, nella quale sembrava che Baxi dicesse abbiamo scherzato fin qui, nel senso che tutta questa grande mobilitazione e questa operazione complessiva serviva a consentire a Baxi di mantenere 700 posti di lavoro e almeno un doppio di indotto nel territorio,
a causa della necessità di cambiare la propria attività e linea produttiva, visto che le caldaie tradizionali a gas nel 2029 per normativa europea dovrebbero andare fuori mercato. Dall'altra parte pensava Baxi di avviare una nuova linea produttiva con pompe di calore per consentirle di mantenere la propria produttività, però questo blocco oggettivamente insomma ha dato in Consiglio Comunale. Però la cosa che ha veramente bloccato un po' tutti e allibito un po' tutti è che dopo questo risultato Baxi, che prima aveva scritto nero su bianco che occorreva dare esecuzione a questo progetto complessivo, ha scritto che in realtà l'azienda è seria, l'azienda è virtuosa e troverà comunque il modo di cercare di mantenere i posti di lavoro, con questo di fatto depotenziando la richiesta, l'istanza che aveva fatto. E come prima cosa io ho già appuntamento con l'amministratore delegato di Baxi per il 25 di agosto per capire bene se effettivamente per preservare i posti di lavoro e l'esistenza di questa eccellenza sul nostro territorio debba passare comunque per forza per questa operazione complessiva e complessa, perché altrimenti se non c'è l'urgenza dei posti di lavoro, chiaro che cambiano i presupposti, però chi ha cambiato le carte in tavola insomma sembra che sia l'azienda. Allora, questa era la sindaca di Bassano del Grappa, l'avvocato Elena Pavan, su questa annosa vicenda Baxi Pengo. La Baxi, avete sentito, si è sfilata, quindi a questo punto francamente ci si chiede, non essendoci più rischio di licenziamenti o di chiusure di reparti, ma anzi ci sono ordini, ci sono buone prospettive, se sia il caso di allargare un'azienda rovinando del verde a cui i cittadini di San Lazzaro sono molto affezionati e legati. Ne parleremo ancora ovviamente nei nostri telegiornali. Sentiamo sempre su Baxi Pengo cosa ha detto l'ex assessore all'urbanistica Fantinato, e qui riguarda proprio un discorso specifico sul consumo di suolo, del suolo, che si potrebbe evitare. Qual è il risultato? Il risultato è che noi abbiamo uno sbrego nella città che vede tutta la gente, quindi vediamo la trasformazione, la variante e i capannoni, però sul piano formale non ci sono. Capannoni che ci sono e non ci sono, consumo di suolo effettivo e in prestito, scelte politiche e percorsi amministrativi. L'ex assessore all'urbanistica di Bassano, Francesco Fantinato, fa la radiografia al percorso che potrebbe portare un nuovo insediamento di Pengo nelle campagne di San Lazzaro. L'amministrazione ha fatto il gioco delle tre carte. Il gioco delle tre carte consiste proprio nell'operazione formale della variante. Il comune di Bassano dispone dal 2020 di una riserva strategica da utilizzare come consumazione del suolo agricolo per altre finalità. Ecco i conti a spanne, a ettari. 26 ettari sono stati assegnati nel 2020. Bassano dal 2020 ad oggi ne ha già consumati 11. Siccome ci sono dei limiti temporali per fare operazioni di questo genere, al 2033 ne ha ancora 2 disponibili. Se l'operazione di trasformazione a San Lazzaro la facciamo ora, sono 10 ettari da trasformare che non hanno capienza nei 2 che sono disponibili. Insomma, calcolatrice alla mano, si rischia di andare in deficit di suolo consumato. A questo punto potrebbe entrare in gioco la regione, inserita proprio nel protocollo bocciato in Consiglio Comunale. E questo era il servizio di Ferdinando Caravello, ma andiamo subito a Padova, alla scuola Falconetto, perché è arrivato il pullman dei migranti. Sentiamo in diretta Chiara Gaiani. Dove sei, Giorgia? Direttore. Come vedete nelle immagini del collega Federico Di Botto, è questo piccolo pullman appena arrivato proprio da pochissimi minuti. Vedete anche che ci fanno ampi cenni di non riprendere le persone che sono
Eccoci, allora siamo in diretta dalla scuola Falconetto con il collega Federico Cibotto che adesso inquadra il piccolo pullman che è arrivato veramente qualche secondo fa, sta facendo una retro perché il vialetto d'ingresso è troppo stretto per riuscire a entrare proprio davanti alla scuola nel parcheggio che vi abbiamo fatto vedere pochi secondi fa. Ricordiamo, all'interno ci sono 30 migranti, stanno arrivando dall'hotspot di Lampedusa, la conferma l'abbiamo avuta anche da Gianpietro Rupolo, il presidente della Croce Rossa italiana. Ci hanno chiesto gli operatori della cooperativa che gestisce il sito di non inquadrare i volti dei giovani che stanno scendendo. Ecco, come vedete sta facendo la manovra di retromarcia proprio per permettere poi l'ingresso dei migranti, dei richiedenti asilo all'interno della scuola, dove saranno ospitati in una palestra. Sono stati preparati 40 posti all'interno della palestra, ma le persone che dovrebbero scendere dal pullman, tutti uomini, sono 30 e sono già pronti anche i pasti perché è l'ora appunto di pranzo. All'interno gli operatori del Consorzio Veneto Insieme, una cooperativa di servizi che stanno appunto accogliendo, stanno provvedendo all'alloggio dei richiedenti asilo. Ricordiamo che non solo è pronta questa scuola a Padova, ma ce n'è un'altra nel comune di Selvazzano. Qui 40 posti, a Selvazzano i posti saranno 35. Ecco, vedete appunto i giovani che stanno arrivando e poi saranno fatti entrare all'interno della scuola. Aggiungerei anche un'informazione importante che direttore, che collega vi ho detto nell'altro collegamento, si tratta di persone che sono state già visitate dagli operatori della Croce Rossa italiana nell'hotspot di Lampedusa. Il presidente di Croce Rossa della sezione di Padova della Croce Rossa ci aveva anche detto che da un punto di vista proprio sanitario, per quanto riguarda le malattie infettive, già insomma c'è stato un controllo da parte degli operatori presenti a Lampedusa. Sono arrivati da Marghera, ve l'abbiamo già detto, insomma li attendevamo poco prima di mezzogiorno, intorno alle 11. A Marghera c'è stato un primo controllo da parte delle autorità di pubblica sicurezza, della polizia, poi adesso qui saranno accolti dagli operatori della cooperativa che saranno presenti all'interno di questa struttura 24 ore su 24 e con la presenza anche di un presidio sanitario da parte della Croce Rossa italiana che garantirà per tutto il tempo della permanenza qui dei migranti un'assistenza di tipo sanitario. Quanto resteranno qui? Dovrebbero essere 2, massimo 3 settimane. Perché insomma la richiesta che è arrivata da più parti, anche dallo stesso assessore Piva che è l'assessore alla pubblica istruzione del Comune di Padova, è quella che la scuola poi possa essere restituita per l'apertura delle attività a settembre. Ricordiamo appunto che la scuola aprirà il 13 di settembre. Saranno ospitati nella palestra della scuola, è questo edificio che adesso il collega insomma non può staccare perché sta ovviamente inquadrando l'arrivo di questo primo pullman. Nella giornata di oggi, altra notizia abbastanza importante, non sono previsti nuovi arrivi, non sono previsti sicuramente arrivi nell'altro punto che è stato preparato in provincia Padova, ovvero nella palestra di Feriole nel comune di Selvazzano dentro. Stanno aspettando la possibilità di scendere, ci hanno detto, e lo ripeto, dovrebbero essere 30 uomini, 30 giovani uomini. A Padova però dovrebbero arrivare, insomma, secondo alcune notizie, anche dei minori che saranno ospitati in altre strutture. In totale in Veneto in questo primo momento di emergenza sono circa 200 le persone che dovrebbero arrivare insomma in questi giorni. Nei prossimi giorni potrebbero esserci degli arrivi anche poi a Padova e Selvazzano. Direttore,
colleghi, non so se volete... No, va bene, grazie. Restiamo in collegamento. Grazie Chiara, grazie. Andiamo a Treviso adesso tra poco con Christian Arboit perché ci sono altri arrivi ovviamente in tutto il Veneto, migranti che arrivano da Porto Empedocle, arrivano da altre località in cui sono stati spostati, e intanto le imprese dicono pronti ad assumere i profili dei migranti, saranno inseriti nel portale realizzato da Infocamere. I curricula saranno a disposizione di aziende e associazioni di categoria, sempre che ci siano dei curricula e che siano persone qualificate. Per questo hanno chiesto gli imprenditori. Andiamo in diretta a Treviso da Christian Arboit. A te di nuovo la linea, Christian. Sì, buongiorno direttore, abbiamo cambiato location con Alberto Pivetta, siamo da Abdullah Kesraji che è presidente della cooperativa Hilal, è uno dei protagonisti da sempre dell'accoglienza nella Marca trevigiana. Stavamo parlando un po' di cifre qualche istante fa. Voi attualmente, Kesraji, quanti migranti ospitate nelle vostre strutture? Allora noi ospitiamo quasi un centinaio di persone e credo che tutto sotto controllo ad oggi, perché tanto la prefettura è molto presente, hai il prefetto che viene in persona a vedere, il vicario che sempre telefona, tutto l'organo della prefettura che in qualche modo molto presenti, quindi c'è un'attenzione particolare a Treviso. Quindi siete in continuo contatto. Tra l'altro in prefettura, te lo posso dire direttore, poco fa ho fatto un passaggio proprio con la prefettura di Treviso, la situazione dicono al momento è sotto controllo, non ci sono le prospettive o gli scenari che stiamo vedendo e che stanno raccontando i colleghi da Padova, quindi nessuna palestra, nessuna eventuale tendopoli. Per il momento, dicono dalla prefettura, la situazione è sotto controllo. Per dare qualche numero, siamo sulle 500 unità alla caserma Serena, che è qui poco distante tra Treviso e Casier. Siamo alla capienza tutto sommato massima di 260 a Oderzo, l'altra caserma di Oderzo. Questo per quanto riguarda le due caserme. Poi c'è tutta l'accoglienza diffusa e appunto Kesraji è uno dei protagonisti, forse la cooperativa Hilal è la maggiore protagonista di tutti questi flussi. Voi siete pronti anche a riservare, a trovare nuovi posti, nuovi alloggi? Noi ovviamente stiamo cercando in continuo perché sappiamo che c'è un'emergenza, però direi che tutto sotto controllo, tutto sommato non è come il 2015 in cui noi abbiamo avuto gente addirittura vicino alla stazione, all'ex Duana, quindi una situazione molto disagiata. Oggi io direi che ormai le osse le abbiamo fatte e non credo che ci siano problemi, perché... Quindi avete le spalle larghe da questo punto di vista, ma senta Kesraji, voi avete dato disponibilità, mi diceva, di ulteriori 20 posti? No, ad oggi noi abbiamo dato una disponibilità di 20 posti e poi, anche se deve essere bisogno, noi in qualche modo cerchiamo di inventare, perché abbiamo spazi e abbiamo anche... Nel 2015 eravate arrivati a 270, quindi 270-300 addirittura. Nel 2015 eravamo quasi prima della caserma. Abbiamo dato l'accoglienza a quasi 270 e di più abbiamo affrontato anche con la questione del cibo, perché è importante, anche le persone che dormivano vicino alla stazione, perché è anche all'ex Duana e quindi... Ma senta, se le chiedessi, nelle prossime settimane
c'è da tendersi un'invasione, perché di questo stiamo parlando. Lei come la vede? Insomma, lei opera nell'accoglienza da tanti anni. Quali sono le prospettive per la prima parte dell'autunno? Sono così drammatiche? No, ma io credo che a Treviso, con 7 cooperative che hanno gestito sempre bene, riescono a affrontare tutta questa emergenza. Quindi Treviso ce la farà anche stavolta? Treviso ce la farà, ma noi chiediamo anche l'apertura dei comuni, quindi noi puntiamo sempre sull'accoglienza diffusa, perché è quella che ci salva anche dalla concentrazione, perché ormai oggi come oggi, passando via Roma, vediamo solo la pelle nera. Quindi va bene che ci sono le estate, però in qualche modo bisogna divulgare anche questi... Quindi l'accoglienza diffusa è l'unico sentiero da percorrere. Più importante, e poi bisogna puntare su questo perché è importante. Ultimissima domanda, perché non ho capito, dove sono questi migranti, questi 100 migranti che voi state ospitando? Sono qua a Treviso, in appartamenti, in altri comuni? Abbiamo sia Treviso, sia Mogliano, sia anche a Villorba. Quindi sono edifici privati sostanzialmente? Sono edifici privati, sì, non siamo convenzionati con nessuna ente, quindi lo stiamo gestendo in una maniera molto dignitosa e credo che qualche comune deve aprirsi, perché questo noi siamo offerti con il nostro know-how, con la nostra professionalità maturata in tutti questi anni, di darla anche gratis ai comuni per poter aiutarli a sopportare e quindi a gestire questa accoglienza diffusa. Io la ringrazio, avrei ancora tante domande, ma poi ci sentiremo molto spesso, mi sa, in queste settimane. Grazie ad Abdullah Khesraji, siamo all'interno, lo ricordo, della cooperativa Hilal qui a Treviso. Insomma, anche noi stiamo un po' in attesa degli eventi, vediamo se il sistema reggerà anche nelle prossime settimane. Per il momento le premesse, direttore, sembrano buone. Con Alberto Pivetta ti restituisco la linea. Grazie molte, grazie ad Abdullah Khesraji. Vediamo, prima di andare di nuovo in pubblicità, i titoli del Corriere del Veneto. Si spaccia per chirurgo estetico ma ha la terza media, ricercato in mezzo mondo, e Matteo Politi, che si qualifica come dottore dei VIP, a 43 anni e da 15 anni inganna tutti, dovrebbe essere ad Hong Kong adesso. Migranti a Padova, palestre pronte, allestite con brandine coperte e tovaglie, ne abbiamo parlato fin dall'inizio di questa edizione. Abbiamo visto arrivare poco fa il pullman dei migranti nella scuola Falconetto della città. Ilaria De Rosa, confermata la condanna per la hostess arrestata in Arabia Saudita. Un furgone si è ribaltato a San Stino di Livenza sulla 4 feriti, un fine settimana da bollino nero quello che sta arrivando. E in Val di Zoldo la frana con un fronte di 80 metri, la colata di detriti ha bloccato la strada per il passo Duran. E poi anche questo vi abbiamo dato conto del semaforo per i pedoni distratti dal cellulare, illumina di rosso lo stop sulle strisce. Andiamo in pubblicità proprio 1 minuto e mezzo e poi torniamo per chiudere Focus TG. Andiamo nuovamente in diretta a Padova da Chiara Gagliani alla scuola media Falconetto. Sono arrivati i primi migranti, abbiamo visto il pullman. Chiara, dici le ultime novità?
I migranti, direttore, sono entrati tutti all'interno della scuola, è arrivata anche proprio pochi secondi fa una ambulanza della Croce Rossa. Avevamo già detto appunto che ci saranno operatori sanitari presenti in continuazione, c'è stata la vigilanza per tutto il periodo anche dell'attesa della polizia che è presente ancora sul posto con una volante. Adesso inizierà ovviamente quella che è la gestione di queste 2-3 settimane di permanenza, un arrivo che non mancherà anche di lasciare strascichi di carattere polemico a livello politico. Vi faremo sentire poi nelle edizioni alcune voci che sono state raccolte stamattina e che non siamo riusciti proprio poi a chiudere. Per esempio la Lega chiederà conto di questo a Giordani anche a livello di provincia, quindi questo potrebbe comportare anche qualche problema a livello politico per il sindaco Sergio Giordani al ritorno dalla prossima settimana all'operatività pre-autunnale. Ecco, direttore, direi che se non hai altre domande ringrazio ancora Federico Cibotto per la collaborazione tecnica e da Padova ti restituisco la linea. Grazie davvero a Chiara Gagliani, Federico Cibotto per averci aggiornato sull'arrivo dei primi migranti nella scuola media Falconetto che è stata allestita, dormiranno sulle brandine, è una prima accoglienza, poi ne arriveranno tanti altri e la domanda è dove saranno poi sistemati, ammesso che poi non possano partire per altri paesi. Chiudiamo con i titoli del Gazzettino, tutte notizie che abbiamo in parte già dato. Monica l'acchiappa borseggiatrici, non distratta, derubata del telefonino. Una brutta disavventura per Monica Poli che era stata qui da noi a Focus settimana scorsa. E poi attenzione perché arriva la heat storm, almeno 3 giorni con temperature fino a 40 gradi, 5 città con il bollino rosso e poi l'allerta temporali. Vino con l'immagine del Duce in negozio, l'ANPI, l'associazione Partigiani, revocare la cittadinanza onoraria a Mussolini. È tutto per oggi, ringrazio molto il regista Italo Morao con Fabio Fagliero in regia questa mattina, grazie e ci vediamo stasera a Focus alle 21:15. Buona giornata.